Era in viaggio assieme alla moglie per andare a trovare il fratello residente a Oberzo, in provincia di Treviso. Una gita fuori porta, finita nel più tragico dei modi, quella di mercoledì mattina. Massimiliano Simonetti e Patrizia Furlanetto, triestini, di 78 e 77 anni, sono deceduti dopo aver sfondato con l'auto il cantiere fra Latisana e Portogruaro al chilometro 452. L'attività di lavoro in corso era segnalata un chilometro prima. Secondo le ricostruzioni, sul posto per competenza la polizia stradale di Palmanova, prima l'auto ha investito i coni segnaletici, poi dopo aver impattato più volte sulla barriera di sicurezza ha centrato a grande velocità il veicolo della manutenzione di autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il mezzo di un'altra ditta. Nessun operaio è rimasto coinvolto nell'incidente. Proseguono le indagini per appurare le cause della tragedia, come emerso fra le ipotesi quella di un malore dell'uomo che si trovava alla guida. Gran dispiegamento di mezzi quel giorno a seguito dell'incidente, sul posto i medici del servizio SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi nonostante la tempestività dell'intervento. I pompieri del distaccamento di Portogruaro invece hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Come giocoforza succede in questi casi, il traffico è andato completamente in tilt, con code chilometriche che hanno coinvolto tutto il tratto fra Latisana e Portogruaro.